Stavo facendo il mio lavoro appunto vicino al ponte dell'Accademia e ho adocchiato questi borseggiatori che ormai conosco a memoria, che vicino al pontile del Vaporetto stavano puntando una signora che avrà avuto circa 75 anni, quindi indifesa. Da lì le ho seguiti un attimo con gli occhi e ho visto che appunto sono partiti con una carta di credito in mano. Da lì sono corso, come ha corso molto anche lui. Dopo circa 200 metri sono riuscito a fermarlo senza fargli niente. Si è fermato lui da solo perché ha visto che appunto correvo più di lui. Mi ha consegnato quello che aveva preso, la carta di credito. I borseggiatori che imperversano a Venezia ormai Riccardo Caenazzo, gondoliere e regatante, li riconosce a distanza e quando li vede in azione non esita a intervenire, proprio come ha fatto ieri mentre era sulla sua gondola, una sentinella dei borseggi, anche perché il gondoliere conosce ogni angolo della città. I gondolieri, ripeto, sono sempre stati un po' i guardiani, sono sempre stati quella figura che è stata identificata proprio per la divisa che hanno e per il mestiere millenario che fanno qui a Venezia, come persone che aiutano sempre, diciamo, sia la popolazione veneziana, sia i residenti e i turisti. Episodi da raccontare purtroppo Riccardo ne ha molti, così come molta la rabbia nel constatare che i borseggiatori restino impuniti. Prima, bene o male, la situazione era un po' più tranquilla, almeno sembrava a me. Però adesso, gli ultimi 4-5 anni, proprio un punto di non ritorno, secondo me, purtroppo. Sono dei criminali che vengono tutelati, non possiamo farci niente. Più che fermare e sventare la rapina, altro non si può fare, neanche chiamando le forze dell'ordine, purtroppo. Gli appelli, anche da Lady Pickpocket, sono sempre gli stessi. Leggi più severe per queste persone, non c'è altro da fare. Leggi più severe, che siano donne, che siano uomini, bisogna fare qualcosa. C'è stata anche un'interpellanza fatta dalla Regione di mettere dei presidi sui pontili. Allora, capisco la cartellonistica, ma ci sono dei pontili come Piazzale Roma, Ferrovia, Accademia, Fondamente 9, Calle Valaresso, che ci deve essere qualcuno a presidiare.